giocatori che il Milan deve recuperare a forza. Mi piace l'idea di tenere sempre una Naller d'attacco. Sì, 4-3-3, l'ho visto davanti ai due centrali difensivi per iniziare il gioco, un giocatore molto interessante, e mi incuriosisce questo trio d'attacco Marras, Iocolano e Fischnaller, che sono tre. Con Fischnaller e Iocolano è per non dare punti di riferimento a tutta è partita la gara? Sì, in effetti credo proprio di sì, perché sono tre giocatori che si sanno muovere benissimo. Poli allarga per Antonelli, si propone tra linee, Kuzka riceve, va via, dribbling secco a Moreno, Kuzka mette in mezzo il pallone e spreca. È impossibile alzare questa palla, è molto facile come è entrato Kuzka. La palla è assist belga, scarica fuori per Marras, punta l'uomo dentro in verticale, Fischnaller avviati, salva il pallone ancora lì, messo in mezzo, eccolo qua il contatto. Rivediamo, questo è Marras, mette dentro, qui Fischnaller avviati, non vede l'avanzata di Marras dalla parte opposta, ne serve, buona l'idea, stringe la marcatura Antonelli, va Marras uno contro uno, arriva anche Nico, mette il pallone in mezzo, doppio rimpallo, il pallone è lì, così abbiamo visto adesso, fuori gioco, segnato fuori gioco su Cejak, se c'era stato il doppio rimpallo, no, però non è vero. Poli in verticale, buona l'idea per Onda, Marcheschi, Onda mette il pallone in mezzo, braccio irregolare, sei involontario secondo il direttore di gara, pallone dentro per Onda, posizione regolare, Gianmenes prova la battuta con il destro, Mannucchi i due tempi. Credo che l'Alessandria sia molto concentrata nello stare bene in campo, deve essere secondo me un po' più brava e anche un po' più coraggiosa nell'andare a chiudere con una verticale Balotelli, prima per Onda, prima anche lui, arriva la manovra di Milan per Menez, posizione regolare, Menez può calciare con il destro, c'è da il Milan perché ha giocato in modo veloce e concreto, però già era la seconda e terza volta che con una semplice giocata arrivavano davanti al portiere. Bravo Menez, se lo merito dopo tanti sacrifici e tanta fatica, ritornare con il gol non è male. Gli applausi di tutta la panchina del Milan, di Mihajlovic per Menez che ha festeggiato. Sale anche Zapata nel mucchio, Kuzka di testa proprio per Zapata e c'è il gol per Romagnoli in posizione regolare. Rivediamolo qua, ed è là pronto per la Sovole con l'interno destro. Sul secondo palo Romagnoli lasciato solo colpevolmente. Sì, perché quella è la zona dove nessuno la segue, tutti attaccano la palla ma nessuno copre il secondo palo. Era una posizione. Kuzka, ancora un dribbling, cambia direzione, prova a entrare, poi Poli non calcia, preferisce servire Onda all'interno dell'area, il giapponese morbido ancora per corto per Menez e sono tre all'interno dell'area piccola, doppietta per Jeremy Menez. Bene, aiutata dai centrocampisti, dagli esterni, insomma la velocità e il pensiero veloce dei giocatori del Milan, logicamente abbinata alla qualità, fa la differenza, ma si vede che c'è un po' di timore nel Diamanti e Pieri, poi è fatto sbagliare di Fischnaller, appoggio corto su Marras, vede però non Mesavilla, invece dentro per Cejak, il pallone lì è entrato o no? attaccante centrale. Vediamo che il pallone è passato sotto a Arrabbiati che è sfortunato, e non riesce a prenderlo, però c'è insomma di sciglio. Sale anche il Zapata sul primo pallone per lui, Zapata prova a toccare il pallone lì e il doppio perfetto di Mannucchi sul tentativo di Romagnoli, chiama ancora qua, infatti decisione, gol non gol e gol, sì. Eccola qua, aspettiamo anche la certificazione chiara ovviamente per la tecnologia che ce lo certifica. Qui Mannucchi ha anche un riflesso sul tentativo di Romagnoli, è incredibile, Romagnoli la prima doppietta per lui in Serie A. È sempre Coppa Italia, no, questa sera primo gol con la maglia del Milan. Con in verticale ancora per Balotelli, posizione regolare, vediamo se va Balotelli pronto a calciare e c'è gloria anche per lui al 90° minuto, il 5-0. La all'inizio ho detto proprio questo, è un giocatore che deve assolutamente ritrovarsi. Tra l'altro ha ha difeso segnato bene. 2 gol sin qua con la maglia del Milan.